Spero che si possa anche pensare magari che Società Autostrade cominci a valutare anche l'idea della liberalizzazione della 27, che è una delle grandi sfide. Potrebbe essere un bel segnale di Società Autostrade per il territorio, che ha dato tanto a Società Autostrade. Rendere gratuita tutta la A27 da Mogliano a Belluno, in una parola liberalizzare. Il governatore del Veneto rilancia un appello più volte fatto negli ultimi anni e lo fa dopo aver appreso che Autostrade per l'Italia ha stanziato 1 miliardo per effettuare interventi nel nostro territorio. Mi auguro che siano finalizzati ai temi della sicurezza, in particolare di quella dei viadotti, spiega Zaia. Questa è manutenzione, ordinaria o straordinaria. Ma il numero 1 di Palazzo Balbi è chiaro: sto insistendo da tempo verso una direzione. È una direzione che ci permette comunque di fare tutto un ragionamento anche rispetto a una parte di territorio che necessariamente deve essere sgravata, o quantomeno, se ci sono risorse da investire, si investa per realizzare bretelle per raggiungere più velocemente i caselli autostradali e quindi mettere più in connessione col territorio questa infrastruttura che è nata nella notte dei tempi, e basti pensare a Treviso Nord, che finisce in mezzo alla campagna con nessun collegamento, anzi un collegamento l'abbiamo fatto noi come provincia sulla Ponte Bana. Un appello, quello sulla liberalizzazione, più volte rimandato al mittente delle autostrade a guida Benetton. Motivazione: le troppe perdite. Ora però lo scenario, con la transizione in corso dagli imprenditori trevigiani a Cassa Depositi e Prestiti, potrebbe cambiare. Questo potrebbe essere, come si può dire, un ritorno alla comunità, no? Io capisco che loro fanno impresa, non mi permetto di forzare, ma mi permetto di dire che comunque sarebbe un bel segnale.